Mancano 4 giorni al Super Bowl che si giocherà domenica a Miami, evento principale dello sport americano, al centro di un interesse planetario, come dimostrano gli oltre 600 giornalisti accreditati. Valerio Iafrate. La settimana del Super Bowl è scandita tradizionalmente da appuntamenti fissi. Tutta l'organizzazione dell'evento, del resto, ruota intorno a scadenze precise e orari da rispettare al minuto. Non fa eccezione in tutto questo il Media Day, il giorno dedicato all'incontro con la stampa di tutto il mondo, e non è un'esagerazione. La tradizione lo vuole all'aperto, sul prato dello stadio, ma l'inclemenza del tempo di Miami in questi giorni ha consigliato prudenza. E questo è uno dei palchi che accoglie i giocatori più rappresentativi delle due squadre. Qui c'era seduto Darren Sharper, sottoposto come tutti ad un'ora di domande, seduto tranquillamente aspettando che ogni giornalista facesse la sua domanda. Gli altri erano tranquillamente mescolati insieme con le centinaia di operatori dell'informazione accreditati al Super Bowl. L'occasione è l'unica in tutta la settimana nella quale i giocatori rispondono alle domande in divisa da gioco, la stessa che indosseranno la sera della partita, e anche i capo allenatori, per contratto più che per piacere, non si sottraggono all'ora di domande, scambiandosi reciproci complimenti, almeno per ora. Siamo due ottime squadre, domenica ci affronteremo su un grande palcoscenico e vedremo cosa succederà. Bill Polian e i Colts diedero una grande mano ai tempi di Katrina offrendoci un posto dove poterci allenare. Sono davvero un club a 5 stelle.